Il contatto umano è la cosa essenziale. Loro sono venuti senza il telefono, quindi appunto per la comunicazione non virtuale ma reale. A Treviso da Orléans senza cellulari al seguito. E questa è la singolare esperienza che questi ragazzi francesi portano ai compagni trevigiani. E i risultati, sottolineano gli insegnanti, si sono visti subito. Rimanere con la famiglia, vivere le cose del corrispondente, vivere la vita di famiglia. Ragazzi e ragazze che vivono il gemellaggio tra le comunità con le famiglie che li ospitano. Prima i francesi a Treviso e poi i trevigiani a Orléans. Il senso di un gemellaggio è sicuramente lo scambio e la ricchezza umana, prima di tutto perché i ragazzi conoscono, imparano a vivere all'età di 12 anni con un'altra famiglia. È uno scambio culturale perché è uno scambio di culture, quindi di tradizioni, di cibi, e poi sicuramente uno scambio linguistico perché c'è lo scambio della lingua. I ragazzi comunque attraverso questi incontri o comunque anche il momento del viaggio riescono ad apprendere al di fuori anche dell'aula dei valori che sono generali, umani. Anche per i giovani studenti francesi l'esperienza è unica. Per me Treviso è una città che è giumellata con Orléans e anche con la nostra scuola Saint-Charles. E giumellaggio e facciamo nuovi amici e anche siamo accogliati in una famiglia. Il gemellaggio è un'occasione per fare nuovi amici e imparare l'italiano. Per i trevigiani questo gemellaggio pensato 65 anni fa è un'esperienza importante anche per sentirsi sempre più europei. Oltre alla lingua anche delle culture che non sono delle nostre, vedere una città e trovare nuovi amici. Ti senti più europea gemellata con Orléans? Sì, assolutamente, perché con questo gemellaggio mi sento anche di conoscere di più anche altre città. E per chi pensa che dopo tutti questi anni forse bastava la virtualità del web, questi giovani certamente digitali rispondono. È molto meglio andare fisicamente perché attraverso un computer non si sa se quel posto è vero o no, quindi è meglio andare a visitare con gli occhi e dire sì, questo è vero. Il futuro è nelle loro mani e queste esperienze contribuiscono a creare dei cittadini dell'Europa e del mondo migliori.